Valorizzare l'area, pensare ancora alla manifattura e uscire da queste aree inquinate, pensare a un'economia che sia green, che sia pulita e che ridia ovviamente vivibilità a tutto il contesto di Porto Marghera, nel rispetto degli 11.100 erotti lavoratori che ancora oggi lì vi operano. È stato firmato al Mise l'accordo di programma che porterà a Porto Marghera 153 milioni di euro per la riqualificazione. Il documento è stato siglato dal ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, dal governatore del Veneto Luca Zaia e dal sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Con questi fondi saranno finanziati 23 progetti. Con l'accordo di programma, spiegano in una nota dal Ministero, vengono rese disponibili risorse complessive per quasi 153 milioni di euro, dei quali 103 a carico del Mise, frutto dei rimborsi effettuati dalla società Alcoa per lo stabilimento di Fusina e destinati, in base alle decisioni della Commissione europea, a interventi a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle regioni dove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione. L'altra parte del finanziamento, 20 milioni di euro, arriva dalla regione. La riqualificazione industriale riguarderà i 2000 ettari di insediamenti produttivi commerciali e terziari, canali navigabili e bacini, porto commerciale e infrastrutture che fanno di Porto Marghera una delle più grandi zone industriali costiere d'Europa. Zaia ora chiede un ulteriore sforzo per attrarre i capitali stranieri. Abbiamo imprese pronte ad investire per oltre 2 miliardi di euro. Però è altrettanto vero che l'attrattività di capitali stranieri e di investitori stranieri passa attraverso la sburocratizzazione e la semplificazione normativa e soprattutto la certezza nel diritto. Siamo in un paese dove la causa media, dove la gestazione di una causa civile ha una media di 7 anni e mezzo, 8 anni. Voi capite che è difficile spiegarlo a uno straniero.